Buonasera e benvenuti! Sì, vi avevo promesso una puntata diversa, una puntata unica di Casa Peiretti. Questa sera canteremo? No, non canteremo. Questa sera giocheremo? No, questa sera non giocheremo. Ma vi garantisco che questa sera vi emozionerete, vi divertirete e passerete un'ora diversa dalla solita trasmissione, completamente. Avete sempre visto me e Alessia Chelucci su questo palco cantare, ci avete visto presentare, litigare. Questa sera ci vedrete recitare. Sì, tutto questo dal genio, dalla follia di un artista, dal nostro regista. Ve lo presento, signore e signori, Stefano Napolitano. Buonasera e benvenuto. Eccolo qui, Stefano. Ciao Stefano, accomodati, perché prima di andare a vedere questo film ne parleremo, ma non possiamo non chiamarla. Signore e signori, l'attrice principale Alessia Chelucci. Eccola qui, Alessia Chelucci. Buonasera buonasera e benvenuta. Sì, la nostra unione è il titolo del film che vedrete tra un po', un film che dura mezz'ora, dall'idea di questo amico di Stefano. Stefano, la prima domanda che voglio farti è: cosa ti è venuto in mente di fare? Perché? Volevo trattare questo argomento, cioè la crisi di coppia nell'era moderna, questa crisi esistenziale, perché ho notato che le coppie oggi non si impegnano abbastanza per portare avanti i progetti di vita in comune. Si parla sempre di bullismo, si parla di droga, si parla di migrazione, tutto molto politicizzato e strumentalizzato. Ho detto affrontiamo l'argomento uomo-donna che stanno un po' uscendo fuori dai binari e proviamo a vederli nel loro comportamento usuale in casa, vedere cosa succede anche con l'approccio dei social, perché molte coppie stanno nascendo appunto coi social. Ed è uscita fuori questa cosa qui. E poi ti è venuto in mente di chiedere ad Alessia Chelucci. Sì, perché io cercavo un'attrice non attrice e grazie a Livio Cepollina mi presenta delle persone che fanno teatro, cinema. Poi invece io conosco Alessia e telefonicamente gli chiedo di fare un provino su alcune scene che le mando per via mail e devo dire che è stata quella che mi ha convinto di più perché era spontanea. E poi cos'è successo? Ho chiesto perché non coinvolgiamo quel matto di Enrico. Lei disse no, sono titubante, non penso che accetterà. E tu prova a chiedere. E vi garantisco amici a casa, ormai sono 6 anni che io entro nelle vostre TV, nelle vostre case con la spontaneità di Casa Peiretti, dove non c'è nulla di scritto, tutto ciò è improvvisato. E trovarmi davanti un copione dove dovevo esattamente più o meno dire ciò che lui ha scritto è molto più difficile che condurre Casa Peiretti. Ma Alessia Chelucci, ma tra tutti le persone che conosci, perché proprio me? Perché? No, ma io me lo sono chiesto tante ma volte. Perché proprio me? E adesso ho anche la risposta, no. Ma me la tengo perché sembra brutto. No, diciamo che non è stato facile perché, a parte che è una prima esperienza per tutti, il teatro è una cosa e il cinema, un corto, è un'altra. Se non sai la battuta o te la inventano, tu non sai quando entrare. Io sono diventata matta, però l'abbiamo portata a casa, dai. Che differenza c'è tra un palco di un teatro e un set cinematografico? Quali sono state le tue emozioni, le differenze che hai provato? Beh, diciamo che sono tutte e due difficili e molto belle e intense, perché a me piace sia il teatro e adesso grazie a Stefano scopro che mi piace anche sperimentare un corto o un lungo. Un cinema, no, ecco, so 30 minuti di film tra un po', vedete, sì, non è che corto non è. Teatro è buona la prima sempre, cioè se non sai davvero le battute bene, non sai quando entrare, quando tocca a te e quando tocca al tuo collega, casino, devi tirare avanti lo stesso e non c'è fermiamo un attimo, rifacciamo. Quindi in realtà è già bello complicato e devi sapere esattamente cosa stai dicendo e cosa stai facendo. C'è del tempo, noi a volte per uscire con una cosa teatrale ci passa un anno, noi l'abbiamo fatto in un mese, Stefano. Da quando ci hai mandato diciamo provini? in 5 battute. In 5 tutto il giorno però, ma io
tutto sommato sono anche soddisfatto, poi Beh. vedremo cosa diranno loro. 348 80 40 254, questa sera non per richiedere canzoni, non per mandarci le fotografie, poi se lo volete fare va benissimo, ma per farci sapere cosa ne pensate, come lo state vivendo. Bene, voi vi godetevi questi 30 minuti di questo suo capolavoro, di questo suo Cosa film. abbiamo adesso, dai? A me è piaciuto, io ti dico che la prima volta che l'ho visto mi sono scese le lacrimucce ed è Vale così. la pena forse. No, ma non andiamo a spoilerare. Poi parleremo della canzone, poi parleremo di Bellissimo. tante altre cose. Ci siamo messi in gioco io e Alessia. Dovessi rifarlo domani ti dico sì altre 100 volte perché mi sono divertito. Ma adesso, prima di andare avanti con l'intervista, diamo spazio a cosa è protagonista questa sera. Lancialo tu, signore e signori. Allora, La nostra unione, un film di Stefano Napolitano. Eccolo. Buona visione. Cristina, Sì? Dimmi. cosa significa per te sposarsi? Ma dici sul serio? Sì. Beh, sposarsi significa amarsi, stare insieme tutta la vita, giurarsi fedeltà, rispettarsi, stimarsi, condividere ogni cosa nel bene e nel male. Penso significhi proprio questo. Ti rendi conto che non ti si può sentire, vero? Scusa, cosa intendi dire? Nessuna donna, e neanche tu, è in grado di dire a un uomo esattamente il significato del matrimonio. Che cosa vorresti insinuare? Che io non sia in grado di darti delle risposte sensate sull'argomento? No, stai calma, le tue non sono risposte, le tue sono delle banalità. Un uomo non si sposa per tutte le cose che hai detto. E se ci penso bene, nessun uomo sa il significato della parola sposarsi. Beh, probabilmente perché è innamorato di quella donna. Ma è così difficile per voi uomini amare. Siete brave, siamo sempre noi a decidere. Siete brave a farcelo capire che siamo noi a decidere. Ma dai, smettila. Quando parli così viene fuori quel tuo modo maschilista che hai dentro. Esco a fare 2 commissioni, torno presto. Va bene, ma volevo farti ascoltare questo perché non riesco a capire se qua ci va un si bemolle o un la bemolle. Sì, vabbè, buon lavoro. Perché... È appena andata via. Appena andata via. Appena andata via. Fammi indovinare, hai dimenticato qualcosa. Sì, scusa, ho dimenticato lo zaino. Scusami. È lì lo zaino, è lì. Ciao. Zaino. No, vabbè, è uno scherzo? No, ditemi che è uno scherzo. Vabbè. E cos'altro hai dimenticato stavolta? Cos'altro? Le chiavi, altrimenti non suonavo. Sono sul pianoforte. Ah, le Sì, vedo, qua, le vedo. qua, eccole lì le chiavi. Grazie, scusami, non volevo disturbarti. Non mi disturbi mai, è sempre un piacere aprirti la porta quando te ne vai. Molto, molto, molto meno piacevole aprirtela, vabbè, quando... Sempre gentile come un gran mal di testa, eh? Ciao. Oh, finalmente sei tornata! Sono mancata? No, però ho praticamente finito di suonare il pezzo. Suonare il pezzo.
Senti, mentre sei in cucina, mi porti un po' d'acqua gasata? Na, 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 na. Dietro di te, ma proprio dietro di te, ci sono le sigarette. Portamele, che sai che quando finisco i brani io devo fumare. Subito dopo devo fumare. Per quello ti mancavo. Ma no, ma no. Sono concentrato qui. Sai cosa ti dico? Sei proprio uno stronzo. Oltre ad avere qualche neurone piazzato lì sul nido del cuculo, voi uomini siete sovente affetti da paralisi dominante. Dominante? Ma come cazzo parli? Dominante? Vabbè. E il bello è che vi siamo sempre a fianco quando avete bisogno, quando vi manca la mamma. Non mi manca la mano. E soprattutto nei momenti più critici, noi siamo lì, non come voi. Cos'è che non abbiamo capito? Esattamente. Non avete capito che i momenti critici di noi maschietti li abbiamo soltanto ed esclusivamente perché stiamo insieme a voi, che fate parte della nostra vita. Senza di voi, beh, i momenti critici per noi uomini non ci sarebbero. Senti, là c'è l'accendino, me lo prendo da solo, ok? A volte sei davvero insopportabile. Sì, hai detto bene, hai detto bene. Io a volte sono insopportabile. Tu lo sei sempre. Sai cosa penso? Che ormai la vostra mania di essere libere, indipendenti, di far carriera, solitarie, più che una mania, sta diventando esclusivamente una moda, senza tener conto che facendo così ci state rovinando. Il vostro rapporto con gli uomini sta fallendo per colpa vostra. Accidenti, non ti pensavo così intelligente. Non pensavo che potessi capire così l'universo femminile. Sarai l'unico uomo sulla Terra. Sai cosa ti dico? Che io avrei sempre voluto, e ci sono quasi sempre riuscito, essere il primo uomo di una donna. Guarda, io sarei già così felice di essere l'ultima. Certo che hai sempre l'ultima parola. Certo che siamo diversi. Anzi, voi siete il più grande errore commesso da Dio. Se solo immaginassi quanto è difficile essere donne, soprattutto oggi. Perché? Perché è davvero difficile avere a che fare con voi. La verità è che noi in questo momento storico dovremmo essere molto più duri, ma solo per riuscire a contenervi. Dai, è tardi. Alzati va, che altrimenti ti viene il culone e la lingua affilata. Cristina, lo sai che l'altro giorno ho incontrato una tua amica, aspetta, come già che si chiama? Quale amica? Quella ragazza che abita qua dietro, che la vediamo ogni tanto al bar di Paolo, dai, quella senza tette. Ah, e dimmi quella senza tette, Luisa. Luisa, ci siamo fermati, abbiamo fatto 4 chiacchiere, poi a un certo punto ho sbirciato un po', aveva una busta di Intimo Moda, ho guardato dentro. 2 reggiseni, aveva 2 reggiseni, ha comprato 2 reggiseni. Allora, cosa c'è da ridere se ha comprato 2 reggiseni? Ma cosa se ne fa di 2 reggiseni che è completamente senza tette, completamente. Amore, se è per quello anche tu compri le mutande. Ma va. Certo che l'amore è strano. Un uomo e una donna si incontrano, si innamorano, così, senza nemmeno conoscersi. Beh, allora è tutto chiaro. Chiaro cosa? Che se io avessi avuto il tempo di conoscerti, tesoro, a quest'ora saresti ancora single. Battutona! Tu non ti rendi conto che le donne intelligenti, cosa molto rara,
hanno come nemiche soltanto donne. Tra voi c'è astio, invidia, gelosia, cattiveria, competizione. No, tesoro, ti sbagli. Una donna intelligente ha come nemico una persona sola in particolare. Chi? Un uomo stupido. Stupido. E adesso andiamo, così ti preparo un po' di cena. Caro nemico mio. Certo che le donne moderne io proprio non le capisco. Basano la loro vita sui massaggi, sull'essere a dieta, su comprarsi i vestiti, le scarpe, le borsette, rifarsi le unghie. Per non parlare poi del Pilates, dello yoga. Adesso hanno anche preso a giocare a padel, senza nemmeno sapere le regole e come contare il punteggio. Per non parlare della parrucchiera. Ah, la parrucchiera. E l'estetista? E manicure? E pedicure? Vogliamo aprire una parentesi social? Ormai i social sono inondati di cinquantenni, sessantenni con bocca rifatta, culo rifatto, tette rifatte. E come si fanno i selfie? Così, tutte con la bocca, si mettono il telefono qui e tutte con la bocca così. Mia cara Cristina, siete imbarazzanti tutto qui. Beh, se vogliamo dirla tutta, anche voi uomini siete un disastro, In che senso? Vedi come sta andando il mondo, Stefano. Voi uomini fate esattamente le cose che fanno le donne. Quindi, tutto il discorso che mi hai fatto, penso di non tenerlo assolutamente in considerazione. Cioè, io starei facendo tutto ciò che ho elencato prima? Beh, allora vediamo. Anche tu vai a giocare a padel, vai in palestra, ti metti a dieta, diventando un tantino paranoico. Anche tu ti limi le unghie. È inutile che nascondi le mani, perché ti ho visto l'altra sera in bagno. Se poi vogliamo parlare dei capelli, quando li avevi lunghi, amore, andavi tutte le settimane dal parrucchiere. Quanti soldi che gli hai regalato, lo sai solo tu. Quando siamo in giro, tesoro, sei tu che mi dici: amore, facciamo una foto che devo postarla sui social. L'anno scorso, se non ricordo male, ti hanno regalato un abbonamento di 10 massaggi che hai utilizzato in meno di 2 mesi. Per quanto riguarda le scarpe e i vestiti, tesoro, se vuoi, dopo cena andiamo a vedere la tua scarpiera e il tuo armadio. Debordano. L'unica cosa su cui posso essere d'accordo è sul Pilates e lo yoga, che non li hai mai sopportati. No, mangia pure. Ne hai già prese abbastanza. Stefano, hai voglia di farmi un caffè? No, ma lo faccio lo stesso. Oh, ma ci fosse una volta che ti chiedo una cosa che fai con piacere e non per dovere. Cioè, sta cosa è pazzesca. Ma dov'è il problema? Non ho voglia di fartelo, ma sono qui, te lo faccio. Sì, ma è il modo. A te piacerebbe se io facessi le cose per te solo per compiacerti? Ti rendi conto che in tutto questo non c'è emozione? Ma come fai a cercare sempre il pelo nell'uovo? M'hai detto, fammi un caffè. Sono qui che ti faccio il caffè. Dimmi solo se lo vuoi con zucchero o senza zucchero. No, tu proprio non capisci. È il tuo modo di fare che è snervante. Se tu mi chiedessi di fare qualcosa per te, di andarti per esempio a comprare le sigarette, io non sottolineerei il fatto che non ho voglia di farlo, lo farei e basta. Cioè, proprio... Ma il caffè, lo vuoi o non lo vuoi? Senti, il caffè, bevitelo pure. Stronzo. Che schifo! Ho messo il sale. C'è il sale. L'avesse bevuto lei, io a quest'ora sarei rimasto single.
Siediti qui un attimo. Siediti. Leggi. In fin dei conti la donna non è così difficile da comprendere. Per me, ad esempio, è come un libro aperto, ma scritto in arabo. Dai, divertenti. In arabo. Sì, divertente. Chi l'ha scritta questa Confucian? Confucio? Vedi Stefano, io sono sicura che ci siano degli uomini che sono dei grandi pensatori. Ah, finalmente ammetti la nostra superiorità intellettuale. Certo, ma quando tacete però. Certo, voi basta farvi ridere, basta farvi divertire. Per il resto non contiamo nulla. Tu sai benissimo quando e come farmi ridere. Basta che ti presenti nudo. Passate la vostra vita a cercare l'uomo perfetto, l'uomo premuroso, che vi dia attenzione, che vi voglia bene, regali, coccole, complimenti. Poi cosa fate? Lo tradite e andate con il primo che capita, col primo stronzo che capita. Esattamente, quello che è capitato a me. Però sono le 9:15 e quindi è il momento della Champions, quindi vedi di andare, serata tranquilla, serata partita e eccola lì. Dai, prova il tiro. Prova il tiro. Peccato fuori. Alza i piedi. No, ma no, non adesso, Abbi pazienza, ma proprio non adesso. C'è la partita e prometto che te lo faccio io dopo la partita. Ma figurati, se l'unico modo per farti alzare è toglierti il telecomando. Anzi, sai che ti dico? Cristina, devo raccontarti una cosa. Che cosa? Hai presente Marco, il mio amico? Sì, e allora? Beh, sua moglie l'ha denunciato. L'ho denunciato. Perché? Lui ha scoperto che lei lo tradiva. Era un periodo difficile, lei era lontana, assente. L'ha seguita e l'ha beccata con un altro. C'è rimasto malissimo. Caspita, mi spiace. Povero Marco. Cosa è successo dopo? Lui è tornato a casa, lei ha fatto finta di niente, è andata incontro e lui non ce l'ha fatta. Hai presente le mani di Marco? Gli ha dato un ceffone, ma di quei ceffoni. Cavolo, ha perso il controllo. Mi dispiace. Sì, ma il dramma non è solo che l'ha tradito. Cioè, ti rendi conto? L'ha pure denunciato. Invece di cercare di risolvere la situazione, chiedere scusa, ok, ho sbagliato, ho perso la testa, no! Lei è partita, è andata dai carabinieri, ha fatto la denuncia. Ok, vabbè, la violenza non è mai una giustificazione, però per arrivarlo a denunciare deve essere pur successo qualcosa o prima o dopo di quello schiaffo. Ma cosa doveva succedere, Cri? La violenza certamente no, ma certe donne ti trattano come uno straccio. Poi, se ti va bene, riescono pure a farti finire in galera. Beh, adesso non esagerare, non siamo tutte così, Io non ti avrei mai denunciato, anche perché sono sicura che tu non mi avresti mai dato 2 ceffoni. E come fai a esserne così sicura? In certe situazioni bisogna trovarsi. Appunto, bisogna trovarci, sì. E io, sinceramente, non mi sarei mai fatta beccare. Ah, non ti saresti mai fatta beccare? Guarda che la frase giusta sarebbe stata: non ti avrei mai tradito. Sono molto stanco. Lasciamo qui. Buonanotte.
Scendi. Cristina, la borsa, la borsa. Dove hai la testa? Dove hai la testa? La testa. La borsa. Ciao, buongiorno. Buongiorno, ditemi pure. Vai. Un tè limone, grazie. Sì? Per me una spremuta d'arancia, un caffè, se avete quei biscotti dell'altra volta. Sì, ci sono. Sono quelli lì? Perfetto, potete accomodarvi lì. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Ma lo sai che qui fanno i biscotti più buoni di Torino? Ah sì? Sono fantastici. Però per arrivarci che traffico, ma oggi è pazzesco. Non abbiamo preso neanche un semaforo verde, se vogliamo dirla tutta. Vabbè. Eccoci. Grazie. Caffettino. Eccolo. Ci sta tutto, sì. Grazie. Tesoro, ho trovato un viaggio in offerta in Madagascar. Scusa, non ho capito. Dicevo, ho trovato un viaggio in offerta in Madagascar. Ma queste cose sei molto più brava tu. Fai tu, mi fido, fai tu. Vabbè. Oh, ma hai finito di guardare quella in mia presenza? Almeno quanto son presente. Un minimo di rispetto per tua moglie mai, eh? Ma no, ho sentito la porta che si apriva e ho guardato chi è entrato, niente di più. Ti giri una volta? Basta, direi. Poi puoi guardare me, ti stavo parlando. Vado io o vai tu a chiedergli il numero di telefono? Oh, ma stai calma, stai calma. Oh, io sto calma, ma va sempre a finire così. Oh, ma stai esagerando, ci stanno guardando tutti. No, io non sto esagerando, è sempre la stessa storia con te. Andiamo, vai a pagare, vai al bancone, amore, a pagare. Ti aspetto fuori. Quanto ti devo? 9,90. Ah, accendi che tiro giù il finestrino. Sei proprio uno stronzo. Continuavi a guardarla come un vecchio bavoso. In mia presenza. Che cosa avrà pensato lei? Che sei un coglione come tutti gli uomini su questa terra. Rispetto per tua moglie zero, eh? Ma Meno no, di zero. ma Rispetto no. meno di zero. Ma no! Il mio è soltanto un sorriso. Il mio era un saluto. Così per educazione. Ah, adesso ci mettiamo anche l'educazione, che carino. Ma la smetti almeno di prendermi per il culo o no? Ti dico solo una cosa. Fai attenzione.
Perché quello che stai facendo tu io lo posso fare anche meglio. Regolati. Andiamo. Oh, ma mi vedi? Io sono trasparente. Sei qua. È mezz'ora che sono qua che chatto al cellulare, non te ne frega niente. Possibile che tu non abbia un minimo di curiosità? Sapere con chi sto chattando, cosa sto dicendo, perché lo faccio, perché non do attenzioni magari a te, visto che siamo qua vicino. Proprio niente, non te ne frega niente di me. Cioè, ma davvero? Ma davvero? Io ti lascio tranquilla, libera. Non ti seguo, non ti stalkerizzo. Semplicemente perché mi fido. A me non interessa di sapere con chi stai scrivendo. Per una volta che hai la fortuna di stare insieme a una persona che si fida. Mi fido, non mi interessa chi è. No, è che non ti interessa. Non mi interessa. Esatto, non ti interessa. Ho tutta sta cosa. Ti serve per andare a dire in giro che sei una vittima. Sei una vittima. Tu fai la vittima di un rapporto tossico, magari. Brava. Brava Cristina. Perché? Perché? Rispondi! Così mi spaventi però. Vuoi giocare? Vuoi giocare fino in fondo? Allora giochiamola, giochiamola questa partita con le tue regole, con le tue regole. Voglio sapere chi era al telefono, con chi stavi chattando e lo voglio sapere adesso. Hai capito? Lo voglio sapere adesso. Scrivevo a te! Mi manchi anche quando ci sei, perché non ti accorgi della mia presenza. Vorrei che mi stessi più vicino. Dai. Scusa. Rifacciamo partire tutto. Come eravamo. Come quando ci si amava. Come quando volevamo un futuro insieme. Diverso da questo. L'abbiamo sempre immaginato un futuro diverso da questo. Sì. Salviamo l'amore. Salviamo il mondo. Ah, ragazzi, che bella esperienza. Voglio solo dire una cosa alle mie fans all'ascolto: io non sono così, assolutamente non sono ciò che avete visto. Stavo recitando, altrimenti poi no, cosa fai così con la mano? Cosa ne sai? Cosa ne sai tu? No, scherzavo. Stefano, nel secondo tempo andremo ad ascoltare anche un tuo brano che è poi stata la scintilla dell'idea Prima di il questo brano, poi è corto. nato questo corto. sì. Esatto, ma adesso dobbiamo fare dei ringraziamenti. Allora, Max Fortuna per la ripresa e il montaggio, Enza La Salandra come co-sceneggiatrice e aiuto regista e per averci dato la casa, l'appartamento, poi Paolo Ranzani per il contributo tecnico, Johnny Pozzi all'adattamento musicale, Livio Cepollina per aver curato il casting e poi voi due. Barbara Morris, Carola Gatti che ci ha dato il bar e ha fatto anche la parte di se stessa della barista
e poi voi due. No, Enrico siamo e noi a Alessia. ringraziare te. Nel secondo tempo torneremo a parlare di questo cortometraggio e andremo ad ascoltare la sua canzone. Nel terzo tempo andremo a leggere tutti i vostri messaggi, quindi se vi è piaciuto scrivete, se non vi è piaciuto scrivete lo stesso, perché noi vogliamo sapere cosa ne pensate di questi 30 minuti vissuti in Casa Peretti in un modo un po' diverso dal solito, ma tutto questo fra 2 minuti e mezzo. Stefano, adesso però in questo secondo tempo vogliamo parlare della canzone, come ho detto prima, la canzone che poi ha fatto nascere questo corto. Dove è nata questa canzone? Perché hai voluto scrivere un testo così particolare? Ma per una questione di profondità e per qualcosa che ci manca, appunto, vedere queste coppie affrontare le cose in maniera più intelligente, più positiva. Ho detto, dedichiamo una canzone a queste povere coppie, no? Quindi la nostra unione per rafforzare l'idea. Ed era una canzone inizialmente rock. Poi invece Danilo mi ha fatto riflettere. Danilo Ballo, che salutiamo, ciao Danilo, l'arrangiatore di tante canzoni dei Pooh, collaboratore, esatto, grande musicista. E mi ha detto proviamo a fare una bella ballata dance anni 80, così ci stacchiamo un po' dalla vecchia produzione, facciamo qualcosa di più commerciale, di più tranquillo per arrivare a un pubblico più ampio. Ho accettato la sfida e l'agenzia stampa anche di Fabio Gallo, l'altoparlante, ha detto va bene, avete fatto bene a fare questa cosa. Tornando al corto, secondo me molti a casa nelle varie scenette che abbiamo recitato, che tu hai composto, si sono rivisti. Tu l'altro giorno mi hai detto la stessa cosa, no, tu hai fatto la stessa cosa, sai stasera quanti ne facciamo lasciare? No, scherzo. Anche perché io ho avuto 3 convivenze, quindi queste cose ce le ho tutte in mente. Hai scritto allora, qualcosa di tuo? Sì, qualcosa che riguardava me, chiaramente dura solo 30 minuti, sarebbe proprio da approfondire molto di più, però non voleva essere un'opera teatrale o cinematografica, soltanto un modo per, anziché scrivere un libro, ho fatto un corto, ho provato a fare la regia, mi è venuto un po' bene, un po' male, non lo so. Adesso andremo a leggere nel terzo tempo tutti i loro commenti, ma la nostra unione è anche una canzone che adesso vi facciamo ascoltare. Vai Enrico! Quella sera fuori ancora buio era, mi passasti accanto e tutto in me cambiò. Tu eri bella per davvero, il tuo cuore era sincero, il mio sguardo nel tuo sguardo si incrociò. I respiri forti tra le labbra nude, fu così che ci innamorammo. Pioggia, cielo e mare, noi stavamo bene insieme, la tua mano alla mia mano si attaccò. Tu mi dicesti senti amore, oggi son di buon umore, vieni a vivere con me, io sono tua. Ed in fretta e furia eri già sicura che poi io ti avrei detto sì. Discussioni per le nostre incomprensioni, tutto intorno a noi sbiadiva sempre più. Tutto cambiò all'improvviso, tu perdesti il tuo sorriso, anche questo breve sogno ci svegliò. Ed in quel momento presi il sopravvento mentre tu mi crollasti accanto. La nostra unione finirà male se adesso scompare. La nostra unione finirà come per disperazione. Poi passarono diversi giorni, io che aspetto che ritorni, mi bastava un tuo messaggio che arrivò.
Tu sentivi forte la mancanza, in me cresceva la speranza di poterti rivedere ancora e poi mi bastò un abbraccio, stretti intorno a un laccio, tu ed io, non fu più l'addio. La nostra unione finirà male se adesso scompare. La nostra unione finirà come per disperazione. La nostra unione finirà male se adesso scompare. La nostra unione finirà come per disperazione. Bello, bel brano, la Wow. nostra unione. Per chi volesse riascoltare il brano, cosa deve fare? Cosa deve Tutte fare? le piattaforme musicali oppure su YouTube ci sarà il videoclip il prossimo 29 giugno, che poi è sempre lunedì. Adesso ci fermiamo soltanto altri 2 minuti e mezzo, poi torniamo in onda con tutti i vostri messaggi e sono curioso Speriamo di sapere bene, va. se sono stati clementi con noi o ci stanno Anch'io. a massacrare, ci stanno a massacrare. Stefano. Andiamo a vedere, dai. Pubblicità, torniamo subito. E allora andiamo a leggere questi messaggi. Ricordo che domani tornerà la puntata classica di Catapiretti, dove canteremo, dove giocheremo con voi. Quindi sempre sintonizzati dalle 20 alle 21 sul canale 13. Vai Enrico! Vamos. Tutti, uno dietro l'altro. Vai. Ciao, mi faresti spiaggia di Fiorello, dato che fa caldissimo, almeno penso al mare. Siete meravigliosi. Silvia da Montalciata. Domani ti canterò spiagge, o domani o dopodomani. Grazie Silvia, Ciao. grazie. La voce del canto è sentita, meglio se ascoltata. Essa dice cose grandi, forse perché una piccola voce. Saluti, Rotellini Carlo. Ciao. Corio, il nostro poeta. Anche questo caldo pazzesco Catapiretti rinfresca. E beh, questa sera io devo dire che la lacrimuccia, quando l'ho visto tutto montato, l'emme scesa. Enrico, grazie per la tua deliziosa compagnia insieme allo staff di Rete 7. Ho fatto vedere a mia mamma la puntata di venerdì scorso e nonostante i suoi 94 anni si è ricordata di te quando ti avevo ingaggiato per cantare al battesimo di mia figlia Giada, ben 25 anni fa. Ti prego di salutare mia mamma Maria, grazie da parte di Mimmo. Ciao Maria, grazie, mi raccomando, segui sempre Catapiretti, grazie Mimmo, io sono un pastore, bravo! Ciao ed eccoci qua a ricevere i vostri sinceri abbracci, grazie Milena, grazie. Buonasera Enrico, buonasera Alessia, buon inizio settimana dal Lago Maggiore da vostro Marco di Intra, siete sempre magnifici. Grazie caro Marco, ciao. Troppo buoni. Anche al mare Catapiretti con noi. Un bacione da Daniele Luca da Ceva con la nostra super spilletta. Bravi ragazzi. Dite in giro cosa siamo. Buonasera Enrico e grazie per questa serata speciale di Catapiretti. Un grande saluto da Stefania da Rondissone. Grazie Stefania, grazie. Grazie a te. Livio ci manda questa foto. Ah, che meraviglia, grazie, Livio. Sembriamo Veramente bella. un pub americano anni 80. Bello, sì. Fighissimo. Grazie Livio. Buon inizio settimana amici. Viva Catapiretti. Giovanni e Silvia da Alessandria. Grazie Giovanni, grazie Silvia. Grazie ancora. E poi vediamo se c'è qualcuno che parla del film. Molto grazioso tutto e piacevole l'approccio sintetico su queste tematiche così importanti. I fronzoli servono a nulla, l'immediatezza dei risultati che serve in questo contesto. Alessia e Enrico sono bravi anche a recitare, lo dice Marco di Polonghera e noi salutiamo Grazie. tutti quelli che si chiamano Marco e che scrivono da Polonghera. Sono rimasto colpito da quella comparsa nel locale che assomiglia a Trump, con qualche anno in meno, lo voglio, Paolo Sorrentino. Chi è? Chi era la comparsa che assomigliava? Nessuno può essere perfetto, l'unica cosa che porta alla perfezione è l'amore, lo dice Mimmo da Torino. Che frase! Grazie Mimmo, ha colto il segno,
Buonasera, nonostante sia l'opera prima per Enrico e Alessia, ho trovato la loro chimica sullo schermo incredibilmente naturale. La regia Napolitano riesce a catturare i silenzi di una coppia in crisi in modo quasi doloroso, senza bisogno di troppi dialoghi. Complimenti, un corto davvero intimo. Marianna da Verbagna. Grazie Marianna. Mamma mia, Marianna da Verbagna. Ragazzi, mi sono visto specchiato in quel corto dall'inizio alla fine. Quella discussione sul divano per una banalità è la fotocopia dell'ultimo weekend con la mia compagna. Napolitano ha fatto centro. Wow. La quotidianità a volte è un campo di battaglia. Bravi tutti. Stefano da Mantova. Ragazzi, Grazie Stefano. e grazie questa mille. sera cos'è? Ma che bello! Valeria da Aosta ci scrive: sinceramente ero scettica nel vedere un conduttore e una cantante attrice teatrale alle prese con il cinema. Invece mi sono dovuta ricredere. Alessia ha un'espressività pazzesca ed Enrico ha saputo contenere i tempi televisivi per adattarsi alla macchina da presa. Un esperimento decisamente riuscito. Valeria da Aosta. Oh, ragazzi, ma Grazie, veramente Valeria. carinissimo. eravamo, Cari. cioè, troppo. Carmen da Cuneo, un concentrato di emozioni in pochi minuti. Questo corto dice sulla coppia più di quanto facciano molti film di 2 ore. Regia pulita, interpretazioni promosse a pieni voti. Quando potremo vedere il prossimo lavoro? E dopo ne parliamo, dei progetti futuri ne parliamo dopo. Il corto scorre benissimo e la fotografia è ottima. La gestione dei silenzi e dei dialoghi tra i due protagonisti trasmette una chimica e tensione incredibile. Si vede la mano del regista. Un debutto cinematografico davvero convincente per tutto il cast. Davide da Bergamo. Male, bello. Grazie. Oh raga, ma cos'è sta? Uno che dice che mi piace, ci abbiamo. Bel corto, mi è piaciuta molto la scelta stilistica del bianco e nero. Bel debutto. Sapevo. È anche stato un azzardo, questo. Vogliamo vedere le unghie limate di Stefano alias Enrico, però primo piano, dai, no, io me le mangio le unghie. Mimmo da Torino, ti amo in filosofia e così tradotto. Lo provo per te, la poli... No, questo è troppo difficile, ragazzi. Andiamo quello dopo, questo lo leggo dopo cena. Grazie Mimmo per aver mandato. Ciao, sono Mariana da Torino, vorrei chiedere al regista in relazione cosa pesa di più, un tradimento concreto o il sentirsi emotivamente trascurati? Complimenti per il cortometraggio, ironico e veritiero. Bella domanda. Entrambi, tradimento concreto e anche sentirsi emotivamente. Quindi Lili da Rora ci scrive: mi sono persa 10 minuti di inizio programma perché ero fuori. Non so se hai spiegato il programma, ma bello il bianco e nero. E simpatiche le vostre provocazioni. Grazie Lilli, salutiamo Grazie tutta mille. Rora. Grazie mille, ciao. Bravissimi, Fabio di Bricherasio. Grazie Fabio, grazie. Sicuramente divertente, ma soprattutto emotivamente il finale. Amedeo, grazie Amedeo. Ciao. Mi è piaciuto il film, siete stati bravi nel recitare. Dani d'Alessandria, grazie Dani, grazie. Buonasera Casa Peretti, ma siete fantastici, che interpretazione straordinaria, mi siete piaciuti in un sacco, quasi come quando cantate. Speriamo facciate un sacco di puntate. Luciano di Brandizzo, non Ciao, credo Luciano. che ci siano altre puntate perché è stata già dura così. Però vabbè, una sola parola per il cortometraggio. Bravi Giovanni e Silvia d'Alessandria, grazie Giovanni, grazie Silvia, grazie. Caro Stefano Peretti, questo cortometraggio è stato molto gradevole. Complimenti anche a Cristina Chelucci, Alfonsina e Germano che ci scrivono. Ciao Alessia, ciao Enrico, attori nati, sì, a me è piaciuto, rispecchia proprio la vita coniugale, bravissimi. Massimo da Benaria, grazie Massimo, grazie. Ciao Enrico, ciao Alessia, buona settimana a voi, a tutta Casa Peretti, un abbraccio da Roby75, metti sul 13 sempre, grazie. Sì, mi stanno dicendo di fare invece che un posto al sole, un posto all'ombra. Questa sera abbiamo scoperto che oltre a cantare ottimamente siete bravissimi a recitare. Complimenti a tutti. A noi è piaciuto tantissimo. Luca e i bimbi Dario e Flavio. Grazie. Ciao Luca, ciao Dario, ciao Flavio. Ciao Enrico, ciao Alessia, buonasera al regista. Salviamo l'amore. Ogni volta che decidiamo di ascoltare invece di urlare, ogni volta che accogliamo le fragilità dell'altro senza giudicarle, è un impegno quotidiano fatto di presenza, pazienza e piccoli gesti di cura. Maria da Torino, che è entrata proprio all'interno di Brava ciò che hai Maria, scritto grazie. tu. Grazie Maria. Ciao, sono Alessia, la ragazza di 18 anni che ieri era all'Osteria Basana. Ho appena visto il cortometraggio e mi è piaciuto molto, una tematica molto attuale. Alessia, ciao, grazie. cara, grazie, È stato ciao. bellissimo conoscere, è stato bellissimo fare una foto con te. Siete stati molto bravi, mi siete piaciuti molto, lo dice Patti 60. Grazie Patti, grazie. La regia ci concede 30 secondi in più. Ma siete bravissimi, complimenti. Ancora complimenti. Luciana e Beppe. Grazie Luciana, grazie Beppe, grazie. Insomma, è positiva,
come prima volta. Io direi che è Come prima volta, è sì. stato Non bello, pensavo. no? Ci siamo divertiti, la gente ha apprezzato. Meno male. Progetti Messaggio futuri? arrivato? Stai già scrivendo qualcos'altro? Allora, un altro cortometraggio Ecco là. che me l'hanno chiesto prima, però per il prossimo anno spero di riuscire per fine anno a finire il mio ultimo libro e poi un altro singolo che anticiperà poi il prossimo album, quindi sono tante cose. Signore e signori, questo è Stefano Napolitano, seguitelo anche sui social. Ci vediamo domani per una puntata normale di Casa Peretti. A tutti una buona serata. Grazie Alessia, grazie Stefano. Grazie a voi, presto. grazie a voi. A Ciao. domani, ciao.